A voi studio. Grazie. Mosca ha testato un missile intercontinentale a lunga gittata e Putin avverte: rifletta chi ci minaccia. Intanto i negoziati con Kiev vanno avanti tra molte difficoltà. Carlo Maria Lo Savio. Il bastone che Vladimir Putin agita oggi verso l'Occidente ha la sagoma inquietante del Sarmat, il nuovo missile balistico intercontinentale che la Russia dice di aver testato con successo dal cosmodromo di Plesetsk. Il vettore ha una portata teorica di 18.000 km e potrebbe colpire ovunque sulla Terra, aggirando lo scudo spaziale americano con una traiettoria che sorvola il Polo Sud. Uno spunto di riflessione per chi ci minaccia, che ha usato Putin in collegamento con i vertici dell'esercito. Routine ribattono dal Pentagono, che ha ricevuto avviso del test da Mosca. La carota, sempre che di carota si possa parlare, ha la forma di una nuova proposta di soluzione che Putin, questa volta durante un dialogo televisivo con i giovani, dice di aver inoltrato a Kiev. La palla è nel loro campo, sostiene il presidente russo. Putin gioca da solo, replica Zelensky, che dice di non saperne nulla e sprona l'Unione Europea ad allargare le sanzioni all'import di idrocarburi russi. Il petrolio ci sarà, fanno sapere a Bruxelles dalla Commissione, che sta preparando il 6º pacchetto di misure contro la Russia. E se l'Unione promette di fare tutto il possibile perché Kiev vinca la guerra, delusione esprime il governo ucraino per la decisione tedesca di non inviare direttamente armi, ma soltanto denaro per acquistarle da fabbricanti tedeschi. E mentre il segretario generale dell'ONU Guterres chiede di essere ricevuto da Putin e Zelensky, prosegue il pressing americano su Pechino perché non supporti Mosca. Primo contatto telefonico diretto tra il segretario della difesa americano Austin ed il suo omologo cinese Wei Fenghe, che ha insistito sulla questione Taiwan. Ridurre la dipendenza del nostro paese dal gas